La definitiva messa a punto del programma per la rimozione e lo scoppio pilotato della bomba rinvenuta a Sant'Andrea e il conseguente sgombero dei residenti dell'area interessata è stata fatta questa mattina in prefettura a Gorizia, dove si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla messa in sicurezza della zona, dalla quale dovranno essere sgomberate circa 4.000 persone. Intanto, come documentano le immagini da noi registrate, si sta ultimando l'invaso in cui sarà depositato e fatto esplodere l'ordigno bellico da 215 kg, una bomba della Marina italiana sparata su Gorizia durante la Prima Guerra Mondiale. La zona rossa comprende un raggio di distanza massimo di 900 metri. Per questo il raccordo Villesse-Gorizia, uscita a Gradisca per chi arriva dall'autostrada e deviazione per la Casa Rossa per chi proviene da Lubiana, sarà chiuso al traffico su entrambi i sensi di marcia dalle 10.30 fino all'ultimazione dell'operazione, come l'ex valico internazionale di Sant'Andrea e la strada regionale 55 del Vallone, percorribile fino all'incrocio con il centro abitato di Rupa in comune di Savogna per chi proviene da Monfalcone, la regionale 117, ex statale 56 bis, mentre le strade regionali 56 e 351 saranno le uniche grandi arterie percorribili per entrare e uscire dal capoluogo isontino. La linea ferroviaria Udine-Gorizia-Monfalcone sarà operativa per il traffico passeggeri. La bomba, se non ci saranno intoppi, brillerà tra il passaggio di 2 treni, un intervallo di circa un'ora tra il primo e il successivo convoglio previsto. Interdetto il volo aereo per tutta la mattinata fino a conclusione delle operazioni. Sarà l'aeroporto Duca d'Aosta la sala operativa di tutta l'operazione, dove si concentreranno uomini e mezzi impegnati. Domani scatterà anche la seconda parte della campagna informativa con l'avvio della distribuzione dei volantini e la fissione dei manifesti in italiano e sloveno. Inoltre sarà attivato un numero telefonico in comune per fornire informazioni e chiarimenti. Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione della strada regionale 305 tra il suo chilometro zero, posto in prossimità dell'intersezione con la regionale 56 Udine-Gorizia, e la nuova rotatoria in costruzione nei pressi della zona industriale artigianale di Mariano del Friuli. Da questa mattina la viabilità tra il bivio di Angoris e il chilometro zero è stata modificata per permettere la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e la costruzione della rotatoria, che eliminerà il pericolosissimo incrocio tra le due strade regionali nei pressi del ponte sul fiume Iudrio. Per chi arriva da Udine ed è diretto a Monfalcone, la situazione non cambia perché la careggiata di destra è aperta al traffico con limitazione della velocità a 50 km/h, mentre quella opposta è interessata ai lavori. Per chi proviene da Monfalcone e vuole raggiungere Udine e il Manzanese, dovrà deviare il suo percorso all'altezza di Angoris, prendere la provinciale in direzione Cormons e da qui mettersi sulla 56 per raggiungere la meta desiderata. Una volta ultimati i lavori, questi si concentreranno sull'eliminazione dell'impianto semaforico, al suo posto un grande rondò. Anche la futura variante che bypasserà il centro abitato di Mariano è ben avviata. La movimentazione della terra con la base della nuova arteria è ben visibile. In queste settimane è iniziata l'opera di demolizione del viadotto tra il capoluogo e la frazione di Corona, mentre a valle è in corso d'opera la costruzione della nuova rotatoria provvisoria, la quale, una volta ultimata e messa in opera, permetterà l'abbattimento anche del viadotto sulla 305. Non resta che dire work in progress. Una bellissima serata, possiamo dire, la cultura applicata col 360. Direi di sì. A noi piace inquinare, nel senso di mettere insieme quelli che sono i valori della terra assieme a quelli che sono i valori dell'arte. È una cosa che coltiviamo e non è una battuta da tanto tempo. Alessandra è stata sicuramente la persona che ha lanciato un po' questo connubio, per cui a noi viene facile passare dalla campagna, dai vigneti a qualche serata così di condivisione. Ecco, si dice che i tempi sono difficili, no? Parliamoci chiaro, senza nascondersi dietro un dito, però queste serate servono ad approfondire meglio quello che vuol dire vino. Ma direi di sì, una serata come questa per noi è importante perché riesce a mettere insieme chi durante l'anno ci dà una mano. Ci sono stati moltissimi nostri clienti questa sera, assieme a molte persone che invece sono fruitori di nostri clienti. Questo sicuramente può essere un momento di incontro per poter crescere insieme. Insomma, il vino, la
cultura, il college? Direi di sì, direi di sì. Sono diversi anni che nelle nostre terre i nostri vignaioli cercano di mettere proprio insieme, di aprire le porte delle proprie cantine per poter ospitare chi con altrettanto impegno cerca di trasmettere nel mondo dell'arte un impegno e una passione.